Dottor Fosco, oggi si è parlato di formazione come potere trasformativo e questo importante progetto dà proprio respiro a questa call to action al futuro che parla anche di welfare. Sì, ci sono elementi di questo progetto che noi riteniamo importanti, strategici, per rafforzare il sistema di welfare nel nostro territorio regionale. Prima di tutto agisce su una figura professionale, quella degli assistenti familiari, che nella vulgata popolare non ha la giusta considerazione che merita per la delicatezza del compito che svolge. Quindi la formazione ha un potere trasformativo perché fa crescere le competenze di queste persone e contemporaneamente fa crescere la qualità dei servizi per le famiglie, per le persone fragili che hanno bisogno di cura e assistenza. E quando parliamo di formazione, parliamo anche di formazione continua, di competenze che sono esponenziali e che permettono anche di parlare di sicurezza. Sì, diciamo che cresce anche nelle famiglie la consapevolezza dell'importanza di affidare i propri cari a delle persone che abbiano le giuste conoscenze, le giuste abilità e le giuste competenze. In questo senso questo progetto è una grande opportunità di garanzia anche della qualità della cura e anche, questo è uno dei punti su cui noi vogliamo investire molto, dare competenze alle assistenti familiari perché siano in grado di relazionarsi in maniera corretta con l'assistito, attivandolo il più possibile, con la famiglia e con la rete dei servizi territoriali, uscendo dalla solitudine dell'ambito domestico. La Regione del Veneto ha lanciato un progetto lungimirante, molto interessante, fra l'altro mettendo insieme il lavoro dell'assessorato al sociale con quello dell'assessorato al lavoro e alla formazione. È un'ottima intuizione che ha permesso di mettere insieme una rete di partner che veramente coprirà il Veneto in maniera capillare e molto competente. E ENAIP Veneto è proprio capofila di questo importante e lungimirante progetto. Come ENAIP abbiamo deciso di fare un investimento sul futuro anche per questo progetto. Noi siamo un ente molto impegnato nella formazione delle figure professionali legate all'assistenza alla persona. Riteniamo che l'assistente familiare sia una figura strategica da questo punto di vista. Per noi questa è una grande opportunità di rafforzare anche le nostre competenze, ma soprattutto di metterci a disposizione della comunità veneta. E quando ci sono importanti progetti, un altro aspetto chiave è quello del fare rete. E Fondazione Opera Immacolata Concezione è proprio parte di questo importante progetto. Sì, per ENAIP è uno dei partner di tantissimi progetti legati alla formazione degli operatori sociosanitari, del rafforzamento del sistema di welfare. In questo progetto OIC svolge un ruolo importante e non a caso siamo proprio in sede OIC a presentare ufficialmente il progetto. Abbiamo avuto una forte collaborazione nella realizzazione del corso di formazione in e-learning anche con i docenti di OIC e la collaborazione è una collaborazione che arriverà anche nel territorio con le varie sedi presenti che permettono di intercettare i bisogni delle famiglie.